Avvocato Teso, grazie anche per la disponibilità di questa settimana per parlare delle problematiche legate al coronavirus e i rischi legali. Oggi introduciamo un argomento che ha a che fare nuovamente con i pubblici esercizi, ovvero il rischio nel quale possono incorrere i pubblici esercizi in caso di assembramenti all'esterno dei locali. Cosa succede? Cosa dicono le nuove normative? Sì, il problema si è posto già nell'ultimo weekend perché a Jesolo abbiamo avuto notizia come Confcommercio di alcuni associati che hanno chiuso il pubblico esercizio, bar o chiosco, proprio perché si sono resi conto dell'impossibilità di allontanare gli avventori che avendo acquistato prodotti per asporto, cibi o bevande da consumare a casa come prevede la legge, in realtà essendo in spiaggia o in una piazza centrale, hanno poi consumato i prodotti in prossimità dell'esercizio. Questo è vietato dall'articolo 1 del decreto legge numero 19 del 25 marzo scorso, che le lettere GG, questo coacervo normativo che ci ha subissati negli ultimi 2 mesi, stabilisce che i gestori dei pubblici esercizi devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare gli assembramenti e garantire la distanza interpersonale. La sanzione economica è rilevante perché va da 400 a 3.000 euro, ma soprattutto è prevista anche la possibilità della chiusura dell'esercizio. Quindi l'esercente si trova nella difficoltà di dover allontanare delle persone che sono vicine al suo bar, al suo chiosco, a pena di rischiare anche la chiusura dell'attività commerciale. Questo non è anche però un rischio da parte del locale, nel senso una limitazione della libertà personale di una persona? Sì, sicuramente c'è un duplice profilo, la libertà personale dell'avventore che però viene limitata appunto in presenza di una pandemia e insomma, i costituzionalisti discuteranno per anni su quello che è successo in questi 2 mesi. Molte delle libertà costituzionali sono state limitate in questo periodo, giustificate proprio dall'allarme sanitario, ma sul gestore grava una sorta di responsabilità oggettiva ed un obbligo che è quasi irrealizzabile, perché come faccio io gestore ad uscire dal mio esercizio e ad andare su suolo pubblico, in spiaggia per esempio o in piazza, in una strada di grande traffico e allontanare le persone che stanno consumando in un luogo pubblico? Non ne ho alcun titolo, potrei essere anche preso a male parole, ma soprattutto non posso allontanarli e mandarli via da un luogo pubblico. L'unica cosa che potrei fare è chiamare le forze dell'ordine, col rischio magari di essere poi sanzionato quando arrivano le forze dell'ordine e trovano l'assembramento davanti al mio locale. Si parla proprio di responsabilità oggettiva perché potrebbe essere una responsabilità senza colpa, cioè non mi viene addebitato nessun comportamento negativo. Io mi limito a gestire la mia attività all'interno del mio locale e qualcuno fuori viola la norma, io che colpa ne ho? Ecco, questi esercizi come si sono regolati in questo caso a Jesolo? Allora, a Jesolo abbiamo adottato delle indicazioni immaginando quelle che dovrebbero essere le indicazioni definitive che stanno uscendo in questi giorni, quindi con percorsi limitati per l'accesso, addirittura con controlli prima del plateatico per far entrare la gente. Però il problema è proprio cosa succede una volta usciti dal locale e non è un problema che si risolve la settimana prossima quando verranno aperti i locali, perché il divieto di assembramento resterà comunque. Quindi cosa pretendiamo? Che il gestore del bar vigili che non ci siano assembramenti nel marciapiede o nel tratto di spiaggia davanti al suo locale? È impossibile chiedere una cosa del genere. Tra l'altro c'è una contraddizione evidente perché stiamo spingendo per avere i consumi all'aperto, perché pare che il virus all'aperto circoli con meno facilità e quindi c'è tutta questa discussione in questi giorni sulla concessione di plateatici gratuiti e spazi pubblici gratuiti ai locali per far consumare all'aperto. Però tra l'altro chiediamo al gestore di vigilare proprio che all'aperto, addirittura fuori dalla zona in concessione, non ci siano gruppi di persone che stazionano. Un esempio che mi viene in mente è quello del disturbo alla quiete pubblica, l'articolo 659 del codice penale, che comunque sanziona il gestore nel caso in cui il disturbo provenga da assembramenti di soggetti che siano in prossimità del locale, quando in qualche maniera è possibile dimostrare un legame tra il locale e la gente che festeggia in strada davanti al locale. Qui la giurisprudenza ha detto che ci deve comunque essere la prova di una colpa del locale, anche omissiva, cioè che il gestore non abbia fatto quanto in suo potere per allontanare queste persone, mettendo cartelli, dando avvisi, invitandoli a non fare schiamazzi, in caso di feste come vediamo a Jesolo, anche adottando un sistema di vigilanza privata nelle feste dei chioschi dove c'è tanta gente. Però già in tempi in cui i clienti mancano si andrebbe a gravare ancora ulteriormente di costi un esercizio. Noi stiamo
affrontando una situazione che probabilmente non ha precedenti. Dal punto di vista economico temiamo un salto nel buio, perché i costi che iniziano a accumularsi sulle attività sono esponenziali. Se aggiungiamo anche un obbligo di vigilanza, addirittura con personale specializzato, per evitare che la gente soggiorni nelle prossimità dei locali, pensiamo alla piazza Mazzini a Jesolo o a vie di grande traffico, o nei locali di San Donà dove c'è un notevole stazionamento sui marciapiedi o davanti, cioè, se dobbiamo imporre al gestore, già con i limiti che ha, anche una vigilanza privata, credo che i costi arrivino a superare qualsiasi tipo di ricavo e quindi rendere impossibile la gestione dell'attività. Certo. E voi come Ascom, come avvocati, quindi quali sono i consigli che potete dare in questo momento, quindi in un momento dove vige ancora l'incertezza per quanto riguarda questi gestori? Il principio è sempre quello di fare quanto possibile, quanto umanamente richiedibile, quindi mettere cartelli, invitare a tenere comportamenti consoni e rispettosi della legge. Nel caso di allarmi gravi come quello ravvisato da qualche chiosco la settimana scorsa, ci potrebbe essere anche la chiusura volontaria, perché ovviamente se non ci sono altre soluzioni, piuttosto che rischiare una sanzione di 5, 6, 10 giorni di chiusura, è meglio chiudere volontariamente. Certo che si chiede un sacrificio enorme e un senso di responsabilità pazzesco. Confidiamo però anche nel comportamento delle forze dell'ordine, che fino ad oggi si sono dimostrate, soprattutto qui da noi, si sono dimostrate molto comprensive e con comportamenti veramente apprezzabili. Capiamo la difficoltà della gente che deve determinare caso per caso quale comportamento sia lecito e quale sanzionabile, e anche in casi del genere confidiamo, insomma, che ci sia un maggior senso pratico, una vicinanza anche a chi sta lavorando. Nel caso si potrebbe anche chiedere al governo una normativa che tenga conto della volontà del gestore di non allontanare i clienti, perché non è in sua facoltà. Sì, la cosa più semplice sarebbe dire che il gestore non risponde di quello che succede nel suolo pubblico. Cioè, è evidente che un privato non può avere un controllo di quello che succede in un'area pubblica, sarebbe la cosa più chiara. È che c'è un po' questa tendenza a responsabilizzare i privati, i terzi, su comportamenti che non sono di competenza del privato stesso, insomma. Grazie, avvocato Teso. Grazie a voi.